Quarta corsa della serata, la terza manche del Super Frustino, Tommaso Grassi Award. Campo completo questa volta, l'1 Francadaghi, Lorenzo Talpo, 2 Fly to Check, Maurizio Cheli, 3 Flor Caff, Antonio Greppi, 4 Enea DBL, Giampaolo Minnucci, 5 Iolo, Roberto Vecchione, 6 Explosive La Torre, Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Frullino, Vincenzo Gallo, 8 Fiamma BFC, Francesco Pettinari, 9 Eubuleo, Robin Bacher, 10 King of Tyrrell, Vincenzo Luongo. Partiti con velocissima Explosive La Torre che prende la testa in un amen scavalcando Fleur Caff lungo la corda Francadaghi, mentre è rimasto in mezzo alla pista è Iolo che riprende in mano, galoppa Fleur Caff, galoppa anche Francadaghi, sbagliano in tantissimi in mezzo numero al gruppo. 1 Francadaghi squalificato, numero 3 Fleur Caff squalificato, numero 7 Frullino squalificato. Fiamma BFC. Prima curva davvero disastrosa per questa corsa, con al comando Explosive La Torre che riprende in mano, Eubuleo che ha parcheggiato secondo dopo 400 in 30 e mezzo, la terza posizione per Fiamma BFC che precede King of Tyrrell, poi ancora Enea DBL alla retroguardia e Iolo. Completamento dei primi 600 metri passati in 46,7 da Explosive La Torre che porta per mano il gruppo a ritmo blandissimo. Eubuleo sempre secondo avanti a Fiamma BFC, poi King of Tyrrell, quindi Enea DBL. 1-1-1 per i primi 800 metri di corsa sulla curva di destra. Explosive La Torre continua nella sua cavalcata da leader, alle sue spalle sempre Eubuleo, la terza posizione per Fiamma BFC, chilometro in 1:15,9, la mossa da parte di King of Tyrrell che di scatto prova a risalire il gruppo sulla retta opposta alle tribune, accelera Explosive La Torre, Eubuleo si mantiene a contatto, King of Tyrrell che risale, cerca di muoversi anche Enea DBL per le piazze, 1:30 i primi 1.200 con Explosive La Torre che cerca l'allungo, King of Tyrrell di fuori alla corda Eubuleo, Explosive che prova ad andarsene, King of Tyrrell che di fuori non molla, contatto c'è Eubuleo, la retta d'arrivo per Explosive La Torre che è in vantaggio nei confronti di King of Tyrrell, Eubuleo che prova a infilare l'open stretch, Explosive in vantaggio su King of Tyrrell che ci prova ancora, Explosive La Torre fino in fondo, Explosive La Torre, un'altra vittoria per Antonio Di Nardo al secondo, King of Tyrrell al terzo Eubuleo, 1:14,1, 28 e mezzo la chiusa, percorso di testa di Explosive La Torre. Antonio Di Nardo per il training di Alessandro Raspante, i colori della scuderia Fior di Loto, a vittoria della figlia di Nesta F, in percorso di testa senza strappare, controlla il primo chilometro, allunga negli ultimi 6, risponde a King of Tyrrell, al terzo ancora Eubuleo, Antonio Di Nardo a 10 punti, 5 per Vincenzo Luongo secondo e poi a punti ancora anche Robin Bacher con Eubuleo.